In Veneto orientale gli accessi al pronto soccorso sono tornati a volumi pre-Covid, solo nel litorale 25.000 accessi all'anno, quasi tutti concentrati nel periodo estivo. E proprio per regolare questo flusso che l'azienda sanitaria ha introdotto alcune novità. La prima per sbrigare senza intasamenti l'assedio dei cosiddetti codici bianchi, i casi poco gravi. Verrà gestita da medici di medicina generale con i quali abbiamo fatto un accordo con postazioni vicine, proprio di prossimità rispetto al pronto soccorso, questo per quanto riguarda Jesolo innanzitutto, che possono in orario diurno, in questo periodo, chiaramente poi di notte c'è la continuità assistenziale, gestire i codici minori che vengono inviati dagli infermieri di triage. Per questo l'abbiamo chiamato triage specialistico, perché è un triage che orienta i codici bianchi verso l'ambulatorio del medico di medicina generale. La seconda novità, in strutture frequentate da molti turisti stranieri, è l'arrivo di uno steward di pronto soccorso, una sorta di assistente di sala. Sono interpreti non sanitari, quindi personale interprete, conoscenza delle lingue che accolgono le persone, gestiscono l'attesa, danno informazioni di tipo amministrativo, aiutano ad esempio nel pagamento dei ticket, possono offrire risposte immediate, ma funzionano anche da sentinelle nell'area di attesa dei pronti soccorsi se qualcosa non sta andando per il verso giusto per avvertire gli operatori sanitari. Altra novità di altro genere è invece il servizio gratuito di videointerpretariato in lingua dei segni per i non udenti. Funziona in tutti i nostri punti di primo intervento e pronti soccorsi, ma da quest'anno, e questo è l'elemento di novità, anche gli operatori del turismo, gli albergatori, i campeggi, gli operatori dell'arenile possono collegarsi con un tablet all'interprete in lingua dei segni se hanno delle persone in difficoltà che devono chiedere informazioni, una prestazione sanitaria o una indicazione su dove recarsi per avere il servizio.